Solo, ho un carissimo amico che ci tengo moltissimo alla sua amicizia e vorrei che lui sapesse che tu lo pensi, giusto? Io lo penso. Va bene. Ascolta, e vorrei venire qui a Mondello con lui, perché veramente mi sento solo senza di lui. Luca, ti ho detto tutto, ti voglio bene. Ascolta, lui si chiama Luca? Sì. Quanti anni c'ha? 29. 29 o 30, di preciso ancora non lo so. Ascolta, com'è che hai conosciuto Luca tu? Io come ho conosciuto Luca? Io ho conosciuto Luca esattamente quanto tempo fa? Parecchi anni fa. Diciamo 3 anni fa, 3-4 anni fa? No, magari pure di più, perché ci conosciamo da piccolino, per questo. E fin da piccolo, diciamo, c'è stata questa amicizia che continuava fino a quando? Fino a ora, perché abitiamo proprio di fronte. Solo che da un po' di tempo lui praticamente si è allontanato e non vi siete più frequentati. Esatto. E tu giustamente ne risenti di questa mancanza. Esatto. Noi ti diamo la possibilità oggi di fare questo videomessaggio. Fai attenzione, perché quello che dirai è lo stesso come se tu lo dicessi a Luca, ok? Allora, lì c'è la telecamera, fai il tuo videomessaggio rivolto a Luca. Ciao Luca, sono io qua Alessandro, sono qua solo a Mondello, ti vorrei, magari tipo vorrei venire a mare di nuovo con te come ai vecchi tempi. Ciao Alessandro, sono Alessandro e ti voglio un bene profondo, sei il mio migliore amico, ciao. Ok, Luca, hai sentito? Per cui se tu sei nelle vicinanze vai a trovare Alessandro, perché Alessandro ti pensa. È un carissimo amico tuo e praticamente non può stare senza Luca. E ti vuole un mondo di bene, Luca, perciò mollati che Alessandro ti aspetta. Ok Luca? Ciao da Alberto, ciao da... Va bene, un'altra cosa, come